Di nuovo insieme telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. La trasmissione di Penalty con la sua seconda parte per parlare del campionato di promozione ma anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Voglio ricordarvi che questa puntata è visibile anche attraverso il canale HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche attraverso la pagina Facebook Penalty e il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Parliamo di promozione, lo facciamo subito con il girone A. Decima giornata, quella che si è giocata domenica scorsa, subito il tabellino dei risultati. Alba Alcamo batte Empedoclina 3-0 a tavolino. Città di San Vito Lo Capo batte Cus Palermo 3-2, San Giorgio Piana batte Casteltermini 1-0, Camarat batte Giardinellese 3-2, Marsala batte Icarense 3-0 a tavolino, Parmonval batte Gemini 2-0 ed infine Partinico Audace Bagheria Calcio 1-1. Guardiamo adesso la classifica dove abbiamo la conferma per quanto riguarda il San Giorgio Piana, sempre al primo posto in questo girone A del campionato di promozione con 51 punti. Segue con 48 Città di San Vito Lo Capo, 47 Parmonval con 40 Gemini Calcio, 39 punti Marsala e Bagheria Calcio 1919. Con 36 il Cus Palermo, 34 Camarat, 33 Partinico Audace, 29 Alba Alcamo 1928, 26 punti Casteltermini con 14 Empedoclina e Giardinellese, chiude la classifica l'Iccarense con -1. Meritavamo i 3 punti, però non significa che ci arrendiamo, la squadra ha risposto alla grande, eravamo in 12-13 perché Stassi, Morana, poi altre assenze, ma chi ha giocato veramente, Fiorentino è entrato, non c'era tutta la settimana, aveva la spalla a mezza lussazione, poi Badame si è fatto male dopo 15 minuti, veramente hanno fatto una partita eroica i ragazzi, devo solo fargli i miei complimenti e dirgli che veramente con questa voglia di vincere le partite difficilmente il Bagheria non vincerà. Poi ci sono gli episodi nel calcio, perché non ricordo un tiro in porta del Partinico, per ora va così. Anche col Cus non ricordo un tiro in porta, abbiamo fatto 2-1-1, però dico la squadra ha risposto, ha fatto tutto quello che c'era da fare, anche sull'1-1 poi abbiamo avuto 2 nitide occasioni per fare il 2-1, non ci siamo riusciti e quindi posso solo complimentarmi con i ragazzi e testa alla prossima. E il rammarico c'è, però i ragazzi erano lì, hanno costruito l'azione, se la sono guadagnata, siamo arrivati a un passo dal 2-1 con una zampata. Devo dire che i ragazzi veramente, per come è andata la partita e per come questa settimana abbiamo affrontato, sono stati eroici, non ho nulla da rimproverare. Non vedo un ragazzo dei miei che ha sbagliato qualcosa, hanno fatto una partita eroica, il Partinico ha fatto veramente una grandissima partita perché ci voleva battere e quindi veramente è stata una battaglia all'ultimo colpo. Quindi il fatto che il Partinico, l'unica occasione è stato quel calcio di punizione che poi goffamente è andato in porta, quindi quando i ragazzi creano 5 occasioni da gol, quando vincono i duelli, quando non concedono tiri in porta, non hai nulla da rimproverare ai ragazzi. Poi il calcio lo sappiamo, è fatto di episodi, è fatto di tante altre cose, nel calcio poi non sempre la squadra che merita vince, anzi dico è lo sport più bello del mondo perché questo è il motivo, si gioca e c'è sempre l'insidia di poter non vincere, poi magari ci saranno partite in cui non meritiamo di vincerle e le vinciamo, andiamo avanti con la nostra testa, cerchiamo di andare a fare il risultato a San Giovanni, non sarà facile, sappiamo quanto è difficile andare a San Giovanni Gemini, però ci rimbocchiamo le maniche, quando noi facciamo questo tipo di prestazioni io posso solo lodarli i ragazzi e fargli i complimenti. La lotta playoff è dura perché adesso paradossalmente il secondo e il terzo posto sono andati, ancora siamo quinti a pari punti col Marsala, con lo scontro diretto a sfavore, quindi oggi non ci saremmo, però ancora ci sono altri 2, abbiamo lo scontro diretto col Gemini, è difficile perché poi il calendario non ci ha dato una mano da questo punto di vista, fuori casa abbiamo avuto tutte partite molto complicate, le prime della classe le abbiamo affrontate tutte fuori casa nel girone di ritorno e sappiamo quanto è difficile poi nel girone di ritorno fare punti fuori quando c'è un obiettivo da giocare e i ragazzi sicuramente non erano questi i 2 punti che ci hanno fatto sfilare oggi al 6° posto,
Però c'è ancora, il calcio ti dà sempre l'opportunità di poter arrivare e bisogna ora mettersi ad allenare e fare una grande partita a San Giovanni Gemini. È chiaro che ti devi guardare anche, oltre a conquistare il quinto posto, il quarto, devi guardare anche dai 10 punti di stacco sulla seconda, ad oggi sono 9, 8 sulla terza. Ci andiamo a giocare le partite senza nulla da rimproverarci. Quando poi escono questo tipo di prestazioni, veramente un allenatore non può solo che lodarli i propri ragazzi, perché hanno dato tutto in 12 persone. Oggi abbiamo fatto una partita eroica e alla fine meritavamo di vincerla. Magari durante l'anno andiamo a San Giovanni e magari ti spunteranno 3 punti senza che li meriti. È dura, però ce la giochiamo e poi chi vivrà vedrà. Sinceramente mi dispiace perché fondamentalmente anche per il pubblico, per le persone che vengono a vedere la partita, se dovesse essere questo l'andazzo della giornata che gli avversari si dovrebbero presentare, è normale che è una situazione insomma, che non va bene al calcio, per cui c'è da rivedere tantissime situazioni. Mi dispiace, noi dobbiamo pensare a noi stessi, è giusto che aspettiamo i 45 minuti che per regolamento devono essere effettuati e poi procediamo con il nostro allenamento. Ma io penso che domenica è normale che gli avversari sono con l'acqua alla gola, una partita molto difficile, gagliarda, queste sono partite molto molto difficili, con squadre agguerrite, squadre che cercano di fare punti insomma, per tirarsi fuori da una situazione deficitaria e noi dobbiamo fare punti per continuare a sognare. Abbiamo affrontato un avversario molto ostico che ha chiuso bene tutti gli spazi, ripartiva bene, abbiamo creato noi tantissime occasioni da gol e c'è da fare un plauso a questa squadra per Termini perché realmente è una grandissima bella realtà. Il portiere oggi ci ha preso l'impossibile, però alla fine abbiamo portato a casa, l'importante era quello, siamo rimasti compatti fino all'ultimo e abbiamo creato tantissimo, però il risultato è veritiero. Abbiamo giocato bene. Abbiamo cercato anche di contrastarle perché loro sono una bella squadra organizzata, sono primi in classifica. Secondo me, peccato che in una settimana abbiamo fatto 3 partite, poi alla fine abbiamo pagato anche un pochettino questo. Loro hanno avuto le subbunazioni, noi in contropiede siamo ripartiti bene, potevamo fare gol noi, però dico alla fine magari che potevano anche vincere, però così no, così fa male. Al 90esimo è un calcio di rigore molto dubbio, non voglio aggiungere altro. Mancano le ultime 3 finali, ci faremo trovare pronti, è un campionato bellissimo, siamo in testa dall'inizio del campionato, con merito. Devo fare un plauso ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, quindi sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi, specialmente anche dei ragazzi che sono entrati oggi a partita in corso, quindi adesso attendiamo la prossima partita e siamo proiettati per partire in campo. Sì, le altre partite ci serviranno anche per divertirci e far divertire, però l'obiettivo è stato raggiunto, ma mancano sempre 3 partite, poi c'è una partita sosta e poi le altre 2. Giocheremo fino alla fine con la stessa mentalità e con la voglia di portare a casa sempre i 3 punti, come è successo anche oggi con una squadra, ripeto, molto forte. È la volta adesso del girone B del campionato di promozione, dove continua ancora il testa a testa tra Rosmarino e Città di Mistretta. Guardiamo subito i risultati degli incontri che si sono disputati domenica 10 marzo. Lascari Cefalù batte Atletico Messina 4-0, Gioiosa batte Città di Galati 4-1, Città di Mistretta batte Aquila 3-0.
Valle del Mela Calcio batte Nuova Rinascita 3-1. Promende Calcio batte Nuova Azzurra Fenice 4-0, Rosmarino batte Sant'Angiolese 3-1 ed infine San Fratello batte Aluntina 3-2. Sarà certamente un big match da non perdere quello di domenica prossima, quando scenderanno in campo Rosmarino e Città di Mistretta, che probabilmente si giocheranno a questo punto l'accesso diretto al campionato di eccellenza alla prossima stagione. Ma guardiamo la classifica di questa settimana. Rosmarino 53 punti, 52 Città di Mistretta, con 43 Gioiosa, 37 Aquila, 32 Lascari Cefalù e Nuova Rinascita, con 30 punti Valle del Mela Calcio, Città di Galati e San Fratello, 29 Sant'Angiolese, 27 Promende Calcio, con 23 Aluntina, 20 punti Atletico Messina, chiude la classifica la Nuova Azzurra Fenice con 9 punti. Secondo risultato utile di fila per il San Fratello targato Antonio Reale, che dopo il pari esterno sul campo del Gioiosa nel turno precedente conquista tra le mura amiche una vittoria pesantissima in chiave salvezza. La sintesi si apre con i locali che ci provano subito con De Gregorio, ma il suo destro non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio, che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno la Luntina, con la conclusione di Andrea Collura che si perde alta sulla traversa. Ma al minuto 16 il San Fratello la sblocca grazie a Praticò, che direttamente su calcio piazzato supera Caruso, firmando così il vantaggio per i suoi e il suo primo sigillo in campionato. Padroni di casa che avrebbero subito dopo anche la chance del raddoppio, ma Caruso dice di no al colpo di testa di Vergara. Parata decisiva infatti al minuto 28, la Luntina ciuffa il pareggio quando Lima con un preciso sinistro mette alle spalle di D'Amico il gol dell'1-1 e che gli vale come settimo centro in campionato. Spinge la squadra ospite al 28esimo, solo il palo nega al colpo di testa di Tarditti la gioia del vantaggio. Gara vibrante, dall'altra parte il San Fratello si riporta in area avversaria, prima reclamando un calcio di rigore su De Gregorio e poi lo stesso De Gregorio di testa costringe nuovamente Caruso a compiere gli straordinari. Altra parata importante, perché al 41esimo la Luntina trova il sorpasso grazie a Truglio, bravo a girare in rete di testa il cross di Lima, firmando così il suo secondo centro in campionato. Nella ripresa però il San Fratello tenta subito di rimettere la gara in parità ed in apertura ci vuole ancora un super Caruso per negare a Vergara la gioia del gol. La Luntina non sta a guardare cercando di chiudere i conti, ma prima una super parata di D'Amico nega a Lima la rete del tris, poi la botta dello stesso Lima sfiora di poco la traversa ed infine il tentativo di Tarditti non c'entra la porta per questioni di centimetri. Il San Fratello però torna ad attaccare, solo il decisivo intervento sulla linea di Monastra nega a De Gregorio il pareggio, pari che neroverdi troverebbero subito dopo Correggina che mette in rete la respinta di Caruso, ma il signor Lauria annulla per un presunto fuorigioco. Quindi dall'altra parte la Luntina la potrebbe chiudere, D'Amico però non si fa sorprendere sul destro ravvicinato di Tarditti. Intervento fondamentale infatti al minuto 63, De Gregorio rimette tutto in parità girando in rete di testa il cross di Vergara per il gol del 2-2 che gli vale come ottavo sigillo in maglia neroverde. La squadra di Reale ci crede, al minuto 83 trova il gol vittoria quando Di Tale con una conclusione mancina dalla distanza mette all'incrocio dei pali, facendo così San Fratello 3, Aluntina 2 e per Di Tale anche il primo sigillo in campionato. Il San Fratello sale in classifica, quota 30 punti e si porta a -2 dalla quinta posizione, mentre l'Aluntina rimane al terzultimo posto in zona play-out con 23 punti. E veniamo adesso al girone C del campionato di promozione, dove continua la crisi nera del Real Aci. Abbiamo dunque una nuova capolista in questo girone, parliamo del Città di Aci Sant'Antonio, ma guardiamo i risultati di domenica. Nicosia batte Caggi 4-0, Città di Aci Sant'Antonio batte Aci Galatea 1-0, Valdinisi Calcio batte Belpasso FC 2014 2-1, Città di Aci Catena batte Città di Calatabiano 2-1, Real Suttano batte Santa Domenica Vittoria 1-0, RSC Riposto batte Real Aci 1-0, Villarosa batte Sant'Alessio 4-1. Campionato dunque tutto riaperto nel girone C, dove in questo momento il Città di Aci Sant'Antonio è la capolista.
Al primo posto con 53 punti, con 51 il Nicosia, 50 punti il Real Aci, 48 RSC Riposto, 39 punti Belpasso FC 2014, con 32 il Villarosa, 29 Valdinisi, con 27 Santa Domenica Vittoria, 24 punti Sant'Alessio Ace Galatea, 23 Real Suttano, 19 Caggi, 15 punti Città di Aci Catena, chiude la classifica Città di Calatabbiano con 9 punti. In quella che probabilmente era l'ultima chiamata per l'obiettivo playoff, il Belpasso si arrende e la sconfitta col Valdinisi giunge di rigore. Non subito ma sbagliato e decisivo quello sull'1-2 che avrebbe evitato la sconfitta. Rigori per la verità che sono stati 2 e fallito è stato pure il primo sullo 0-0. Insomma un KO che arriva una settimana da quello incassato ad Aci Sant'Antonio e che di certo non nasconde amarezza per come è arrivato sin qui riguardo al sogno playoff che si polverizza nel vento del Nuccio Marino in questa domenica di marzo. Quel che è stato fatto anche in quest'annata di certo sarà da ricordare, magari pensando anche che in 3 anni di promozione i biancazzurri i playoff li hanno centrati un anno fa giungendo in semifinale e l'anno prima si sono piazzati quinti. La valorizzazione dei giovani rimane un punto fermo della società e aver coinvolto i piccoli della scuola calcio all'ingresso in campo e in tribuna poi in occasione della giornata biancazzurra è una testimonianza di come vincere significhi anche curare molteplici aspetti di un club sportivo a prescindere da risultati e classifiche agonistiche. Il Belpasso senza Milizia, Lupo e Pietro Nicolosi impiega un po' per mettere sotto torchio un Valdinisi dalla classifica non certo carica di notorietà ma pur sempre semifinalista di Coppa. Gartei e Palmieri svegliano un 11 di casa che finalmente a metà tempo si vede con Capitan Tirri su sponda di Laspina. Cross dritto su Montalto, Cacciola salva tutto e si ripete poi sulla testa di Egitto dopo cross di Luca, mentre Montalto nel mucchio non può liberare la voglia di gol sugli sviluppi di calcio d'angolo e il Valdinisi si protegge costringendo alla mezz'ora il Belpasso a tirare da fuori. Luca, dopo diversi assist, tenta la fiondata senza fortuna. E anche il compasso su punizione. Cacciola blinda la porta anche sui titoli di coda del primo tempo e si va all'half time sullo 0-0. Il diagonale a fil di palo di Ventra al quinto della ripresa è un brutto segnale. Il Valdinisi in porta arriva con pochi tocchi di palla. Prendere nota. Per evitare inconvenienti che ti fanno perdere la partita, le occasioni capitano giuste. Al 10° Giovanni Nicolosi per Montalto, in mezzo un braccio di Michalizzi. Rigore, batte Luca, alto. Entrano Binanti per Laspina e Scirè per Alberio. Carte rimescolate tra centrocampo e attacco da parte di Dario Suriano. La partita è in mano al Belpasso che però rischia grosso con Gartei. Colonna, Freddo, Salva. Al 21° l'1-0 che può segnare la riscossa, punizione di Luca, respinta ospite sul destro da 20 metri di Giuseppe Giuffrida, Cacciola si tuffa e stavolta non ci arriva, vantaggio biancazzurro e secondo gol in stagione per il centrocampista che aveva segnato 2 settimane fa proprio all'esordio salvando i suoi dalla sconfitta. I presupposti per gestirla e portarla a casa a questo punto ci sono tutti. Subito dopo il gol fuori Montalto, rilevato da Diego Giuffrida, ma quest'ultimo non è ancora in partita quando perde questa palla infausta a metà campo e Colonna è costretto a superarsi come prima e più di prima su Ventra. Lo farà anche al 27° quando un'altra palla impietosa di Egitto finisce preda del Valdinisi, ma sulla respinta, dopo il tiro di Gartei, si avventa il neoentrato La Rocca che pareggia i conti. Si infortuna Di Pietro e per un altro cambio è pronto Lupica. Su un angolo ospite il patatrack firmato Gartei che non trova opposizioni nel battere a rete e segna l'1-2 al 33°. Gol che purtroppo non possiamo mostrarvi per un problema tecnico. Debacle ancora rimediabile. Suriano getta nella mischia anche un 2008. Simone Pellegrino a proposito di settore giovanile e under di belle speranze coltivate. A 7 dalla fine un secondo mani in aria e un'opportunità di riscatto per Luca, ma era destino che oggi il feeling con la porta non ci fosse proprio. E ad essere coinvolto nella malasorte mixata in precisione c'è anche Egitto, 2 volte, mentre scorrono inesorabili i titoli di coda al San Gaetano.
risultati utili, fra cui 2 pareggi consecutivi, il migliore filotto da inizio stagione per il Caggi, che punta a riconfermarsi dopo l'ottimo pareggio di Ragalna contro il Real Aci. Giallogranata che hanno, con merito, risalito la china fino a 19 punti ad una sola lunghezza dal Real Suttano. Lavoro che va completato nelle 4 partite che mancano da qui al termine della regular season. Poi si tireranno le somme con la possibilità di disputare il playout interno o addirittura conquistare una salvezza che a termine del girone andata sembrava quasi irreale. Passiamo al racconto di questa sfida grazie alle immagini a cura di Francesco Morabito. Dopo 3 di gioco Costanzo apre per Lanzoni che tenta la conclusione da distanza siderale. La palla termina fuori. Risposta del Nicosia, lancio di Garcia per Garriga che calcia bene ma trova i pronti riflessi di Vincenzo Vecchio. Al 18esimo ospiti che passano in vantaggio, punizione di Nunez per la testa di Zolezzi, batte Vecchio 0-1 al Valentino Mazzola di Gaggi. 2 minuti più tardi è Minolfi che rientra dentro al campo e tenta la conclusione, sfera che termina larga di poco. 23esimo, sempre solo gli ospiti che provano a raddoppiare il lancio di Robles per Castelli, para Vecchio, sulla respinta si avventa Zolezzi, ma Donato salva tutto sulla linea di porta. Scorriamo fino al 28esimo con l'angolo per Garriga. Ancora una volta Vecchio a ergersi a paladino della propria porta. Poco dopo la mezz'ora batte un colpo la compagine mister Adornetto. Riccina manda lo Iacono che calcia però sul portiere. In uscita era comunque tutto fermo in posizione di offside. 4 minuti più tardi conclusione di lo Iacono sporcata in angolo da un difensore della Polisportiva Nicosia. Dal corner ancora lo Iacono a provarci, sfera che sorvola la trasversale dei pali. Ultima emozione della prima frazione di gioco ancora di marca Polisportiva Nicosia con il lancio lungo per Garriga che però viene ipnotizzato da Vecchio e sciupa il possibile 0-2. Primi 45 di gioco e vanno così in archivio sul parziale di 1-0 in favore della Polisportiva Nicosia. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni, palla dentro per Zolezzi. Vecchio ancora una volta non è d'accordo. Primo cambio intanto per mister Adornetto, dentro Saibeni in luogo di Riccina. Al 57esimo spizzata di Garriga per Zolezzi. Serve però l'intervento di Dallura a salvare il risultato. All'ora di gioco capitolano i locali. Mazza spazza sui piedi di Castelli che si sistema la sfera e in acrobazia fa 0-2 Polisportiva Nicosia. Caggi perde un po' di compattezza. 3 minuti più tardi secondo giallo per Bambara, allontanato anche il tecnico Adornetto per proteste. 6 minuti dopo l'ora di gioco ancora ospiti in avanti, questa volta è il palo a fermare l'attaccante biancorosso sulla ribattuta. Vecchio para la conclusione, ennesima parata per lui su Zolezzi. 1 minuto più tardi dall'angolo battuto da Nunez e Zolezzi a segnare lo 0-3 di giornata. Non c'è più partita al Valentino Mazzola di Gaggi. Al 70esimo ancora l'attaccante biancorosso a borseggiare il pallone avversario, calciare però sul fondo. 72esimo tocca a Brunetto rilevare Di Natale. 75esimo Alaimo per Lanzoni, sempre solo Polisportiva Nicosia ad offendere da destra a sinistra. Ci prova qui ancora una volta Vecchio è l'ultimo a mollare dei suoi e lo dimostra con questa ennesima parata. Non potrà nulla però 4 minuti più tardi in entrati Siragusa che serve Diabate e 4-0 della Polisportiva Nicosia che passeggia così al Valentino Mazzola di Gaggi. Compagine di mister Adornetto che si giocherà le proprie chance salvezza la prossima settimana contro il Santa Domenica Vittoria. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Vittorie nelle ultime 6 gare e questo lo score della Russo Sebastiano Calcio. Domenica 10 marzo arriva adesso il primissimo importante scoglio da superare, il Super Real Aci, dominatore del campionato fino a poche settimane fa, quando un bottino di una sola vittoria nelle ultime 4 ha portato al cambio di guida tecnica. Cuore, voglia, grinta, ma soprattutto tanto orgoglio, la chiave
per affrontare un avversario così forte e continuare sulle ali dell'entusiasmo in casa RSC. Parte meglio il Realacci, che al terzo minuto si distende bene con De Emanuele. Servito, Carbonaro ha avviato verso l'area di rigore, sposta e calcia il capitano Granata, paratone top class di Cisterna che smanaccia in angolo. Risposta a RSC al settimo, break di Pappalardo che anticipa secco proprio Carbonaro. E allora servizio per Borzì che può sgasare a tutta velocità in campo aperto, non lo prendono mai, saltato secco strano, imbucata pazzesca per Fisichella che non ci arriva di un centimetro. Minuto 15 è il momento chiave del match, azione che parte addirittura da Cisterna. Pappalardo in scioltezza per Palazzolo che dà pieno sfoggio di tutta la sua classe portando a spasso un paio di avversari pattinando sul terreno. Pallone per Spitaleri, di prima per Borzì che col destro la mette nel 7 come il suo numero di maglia. Azione stratosferica chiusa da Orazio Borzì che fa 1-0. Esplode il Luigi Averna, sono 7 in campionato, 9 in stagione, azione guardiolana per il vantaggio RSC. Non ci sta il Realacci, angolo dalla destra, stacco di testa, centro area che termina largo. Nella ripresa i Granata provano a prendere d'assalto l'area bianco-blu. Qui botta da fuori di strano, altra parata mostruosa di Cisterna che cava la sbarra. Poco dopo altra chance, ancora con strano, scodellata per Foti che da 2 passi si divora l'1-1. Siamo al 90°, Carbonaro allarga bene per la salita di Tomarchio sulla destra, cross al centro, rimpallo che favorisce proprio il 7 Granata che poi spara alto. L'ultima speranza per il Realacci. Il punto esclamativo sul match può essere per la Russo Calcio, ennesimo assalto degli ospiti, cacciato via dalla difesa e allora contropiede con la velocità di Tornitore che brucia in campo aperto Foti, poi davanti al portiere prova il cucchiaio ma manca lo specchio di porta e alla fine sarà questo l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al Luigi Averna di riposto e festa grande per la RSC che batte 1-0 il Realacci. Prestazione tutta a cuore dei ragazzi di Mister Gallo che torneranno in campo domenica prossima contro il Nicosia. Siamo felici e oggi veramente abbiamo giocato in primis col cuore, ma era una partita che sapevamo che bisognava buttare il cuore oltre l'ostacolo perché non bisognava solo giocare tatticamente o tecnicamente, queste partite vanno giocate anche a livello caratteriale, i ragazzi lo hanno fatto alla grande e era diciamo la prima della classe insomma con giocatori fortissimi, basta pensare insomma Carbonaro, Lemura, Mongelli, era una squadra fortissima e quindi bisognava fare qualcosa in più che noi abbiamo fatto, abbiamo tenuto benissimo il campo e abbiamo rischiato il giusto perché voglio dire è normale rischiare ma abbiamo anche attaccato in maniera giusta, penso che il gol sia stato bellissimo, lo voglio andare a rivedere ma devo fare i complimenti a questi ragazzi e li devo anche ringraziare onestamente perché insomma 6 vittorie o un pareggio se non sbaglio abbiamo fatto, non penso che sia cosa da poco, quindi questi ragazzi vanno fatti davvero tanti complimenti. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo per lavorare perché insomma siamo risicati, ecco, abbiamo tanti ragazzi che fanno dei lavori pesanti che magari a volte non arrivano all'allenamento o arrivano tardi, io li massacro continuamente, li sto veramente spremendo e per questo dico li ringrazio e oggi abbiamo solo chiesto del gruppo, oggi bisognava aiutare il compagno, lottare per lui e questo devo dire che lo hanno fatto, ecco, ci premia di questa grande voglia e disponibilità che hanno avuto, quindi io ripeto sono un puntino per quello che ho fatto, il merito sicuramente è più loro visto i sacrifici della società, insomma, dello staff e della squadra, oggi ci stiamo prendendo il giusto premio. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D.
Grande big match quello che si è disputato a Vittoria, dove la squadra di casa, vincendo 4-1 contro il Città di Avola 2020, ha scritto la parola fine probabilmente per il responso finale in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo i risultati delle partite di domenica. SC Palazzolo batte Pro Ragusa 2-1, Megara 1908 batte Virtus Ispica 2020 2-1, Mister Bianco Calcio batte Mascalucia San Pio X 3-2, Frigentini batte Città di Canicattini 3-2, Scicli Vizzini Calcio 0-0, Villaggio Sant'Agata Priolo Gargallo 0-0, Vittoria batte Città di Avola 2020 4-1. Adesso sono 5 punti di distacco del Vittoria nei confronti del Città di Avola 2020. Campionato a questo punto già forse praticamente finito, ma guardiamo la classifica. Vittoria 61 punti, 56 Città di Avola 2020 con 51 Priolo Gargallo, 42 SC Palazzolo Vizzini Calcio con 37 Megara 1908, 34 Mister Bianco Calcio, 32 Frigentini con 28 il Pro Ragusa, 26 Scicli, 18 punti Città di Canicattini, 16 Villaggio Sant'Agata, 11 punti Mascalucia San Pio X, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con -1. E il big match del girone D di promozione, fra tutte la sfida più importante e decisiva della 23esima giornata, 3 punti che possono cambiare gli equilibri di un campionato che Vittoria e Città di Avola hanno guidato fin dal principio dettando il passo. Nessuna sconfitta nel cammino dell'FC Vittoria, che vanta anche il miglior attacco e la migliore difesa. Avola che insegue a sole 2 lunghezze, Gianni Cosimo gremito in ogni ordine di posto, pubblico delle grandi occasioni, 3600 spettatori. Queste le scelte del tecnico Danilo Rufini, che dal primo scende in campo con Cirnigliaro in porta, Ardes e Dioppa ai lati di Sferrazza e Pettinato, in mezzo al campo Barbieri, Leggio e Santana, in avanti De Vivo a supporto di Morra e DAV. Dirige la partita Alessio Lazzara di Barcellona, Pozzo di Gotto coadiuvato da Roberto Fragetta e Fabio Pirrotta. Passiamo al fine dell'incontro grazie alle immagini a cura di Andrea Martorana. Dopo 5 giri di lancette, Alfò guida la sfera, serve cavallo ma Cirnigliaro pare, era comunque tutto fermo in posizione di offside. Risposta del Vittoria con la punizione deviata di De Vivo, che sbatte sulla trasversale al quarto d'ora. Pandolfo ribalta l'azione, filtrante illuminante per Alfò, che ci mette la puntina, scavalca Cirnigliaro, ammutolito il Gianni Cosimo di Vittoria. Il Città di Avola passa in vantaggio al giro di boa della prima frazione. De Vivo per DAV, che fa da sponda per Morra, calcia, blocca però l'estremo difensore ospite Santillo. Alla mezz'ora il cross di Leggio per il colpo di testa alto del compagno di squadra biancorosso, prova ad alzare allora i giri del proprio motore il Vittoria, cross di De Vivo, la palla arriva a Leggio che da buona posizione però calcia altissimo in curva. Ultima emozione della prima frazione di gioco, con Morra che fa a sportellate con i difensori. Viene annullata la rete per una carica piuttosto evidente ai danni dell'estremo difensore ospite. Termina così la prima frazione di gioco, Città di Avola avanti per una rete a 0. 10 minuti dopo il rientro in campo e le due formazioni ancora ospiti a battere un colpo. Cavallo per Ruiz, Cirnigliaro però è decisivo distendendosi alla sua destra, portiere di altre categorie, non basta dirlo. Occasione intanto Vittoria, lancio per DAV, ci prova col destro, conclusione bloccata. Primo cambio intanto con Cannarozzi che rileva Leggio 3 minuti dopo l'ora di gioco. Passa un minuto, palla messa dentro dalla rimessa. Dioppo si avventa sul pallone e fa 1-1 per il Vittoria, galvanizzato dalla rete del pari. 11 minuti più tardi Santana allarga per il compagno che crossa Cannarozzi, subentrato dalla panchina. 2-1 Vittoria che vede l'eccellenza ora nel mirino. Tocca a D'Agosta in luogo di Santana. 2 minuti più tardi tocca a Mititelu per DAV, autore di una grande partita a 4 dal termine. D'Agosta punta l'uomo in surplus, va via sul sinistro, atterrato, calcio di rigore per il Vittoria, che ora può mettere 2 lunghezze di distacco. Morra non se lo fa ripetere 2 volte, destro incrociato all'incrocio, 3-1 Vittoria. Nel finale scampoli di gara anche per Russo, che prende il posto di Ardes al 90esimo. Angolo per il bomber, Morra sul secondo palo, terzo tempo perfetto, poker del Vittoria, pubblico invisibilio al Gianni Cosimo di Vittoria. Sono 5 le lunghezze di vantaggio al termine di questo big match a 3 giornate dalla fine.
Onore al Città di Avola, autore di un campionato ai limiti della perfezione. Ma ora i biancorossi possono mettere lo champagne in ghiaccio. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Personalmente stavamo dando tutto in campo, il primo tempo abbiamo un po' di sfortuna davanti alla porta, io dovevo entrare un po' di più nella partita, penso che questo ho fatto un po' di più nel secondo tempo. Alla fine è quello che diceva il mister prima della partita, tutta la settimana questa partita è vinto qua, quindi secondo tempo abbiamo cambiato tutto, atteggiamento di più voglia e quindi abbiamo dimostrato quello a tutti quanti chi ci teneva in questa partita. Nel primo tempo c'era questa fretta di voler già fare un gol e già chiudere questa partita, però ormai al secondo tempo abbiamo dimostrato questa calma, pure la cattiveria davanti alla porta e poi era finita. È stata una partita approcciata bene, in cui all'inizio abbiamo forzato un po' troppo le giocate, però se analizziamo il primo tempo, il calcio che vive di episodi, no? Noi abbiamo colpito una traversa, il portiere avversario ha fatto 2 o 3 parate, loro forse è l'unica volta in cui ci sono ripartiti su un calcio d'angolo a favore nostro, peraltro sono stati bravi e veloci a mettere in porta l'1-0. La squadra non si è disunita, è normale che quando hai 3.000 persone allo stadio che tifano, che aspettano sta partita da un anno, un po' di nervosismo, un po' di giocate affrettate possono venire fuori, però poi dopo, fine primo tempo, ci siamo di nuovo confrontati, abbiamo parlato, abbiamo detto di giocare questa partita per l'importanza reale che ha, cioè una partita da 3 punti, al di là dell'avversario che abbiamo di fronte, noi tutte le partite valgono 3 punti e quindi abbiamo iniziato a giocare da vittoria. Poi che Cinigliari abbia fatto una buona parata in un'altra ripartenza, è normale che quando tu devi ribaltare un risultato ti esponi a qualche ripartenza. Una squadra votata all'offensiva, siamo partiti con un 4-2-4 con De Vivo, Pippo, Morra e Mamadou, 4 giocatori con propensione offensiva, è normale che lasci qualche spazio, no? Quando magari perdi palla in fase offensiva, però è tutto un rischio calcolato, perché noi abbiamo giocato per la vittoria, non abbiamo giocato per fare il punticino o altro. Questa è una squadra costruita per vincere, è una squadra che deve provare a vincere tutte le partite. Sicuramente non vengo qua dietro una telecamera a fare il finto tonto. Ti devo dire però che voglio entrare nell'ambito della partita, perché ho sentito alcune analisi fatte secondo me in maniera superficiale, secondo me in maniera non veritiera. E credo anche che quando queste analisi vengono fatte da addetti ai lavori, credo che bisogna avere maggiore rispetto per il lavoratore. Io l'ho sempre avuto nei confronti di altri direttori, nei confronti di altri allenatori. So quanto sacrificio c'è dietro ogni settimana e quindi minimizzare il lavoro altrui è qualcosa che non mi è mai piaciuto. Vincendo 4-1, il Vittoria contro il Città di Avola 2020 ha praticamente scritto la parola fine in questo girone D del campionato di promozione. È invece ancora tutto aperto per quanto riguarda invece la griglia per i playoff. Vedremo cosa succederà a partire dalle prossime settimane. Mancano soltanto 3 partite al termine della stagione regolare. Adesso voltiamo pagina perché parliamo del campionato di prima categoria. Lo facciamo come al solito con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi.
C'è una nuova capolista nel girone C di prima categoria e le Città di Villafranca che, approfittando della gara sospesa tra il Monforte e il Terme Vigliatore, si porta al comando del campionato grazie al pesantissimo successo in zona Cesarini sul campo dello Stefano Catania. La formazione biancoverde, nonostante lo svantaggio iniziale subito al minuto 25 ad opera di Pugliafito, abile con un pallonetto a superare l'estremo ospite Taranto per il suo terzo sigillo in campionato, riesce a ribaltare il risultato trovando prima il pareggio al tramonto del primo tempo con una fantastica punizione di Libro che vale l'1-1 e il suo 11° centro in campionato, e poi al 90° il gol vittoria lo firma Foti che da pochi passi spedisce alle spalle di Abbate il pallone che manda in delirio la squadra di Cannao. Al Mariano Donia tra Monforte e Terme Vigliatore, gara sospesa al minuto 73 quando il signor Mastro Simone di Palermo sul risultato di 1-1 fischiava alla fine ritenendo non ci fossero più le condizioni per proseguire la sfida a causa del forte vento. Tutte nel primo tempo le marcature, con il Terme Vigliatore che passa in vantaggio al minuto 19 grazie a Callamoneri, lesto da pochi passi a spedire in rete la respinta di Celona firmando così il suo terzo sigillo in campionato, ma alla mezz'ora di gioco i neroverdi acciuffano il pareggio grazie ad un contestato calcio di rigore concesso dal direttore di gara su Gentilesca e Condama che dal dischetto spiazza Munafò per la rete dell'1-1 e che gli vale come 26° sigillo in campionato. Gara questa che sarà recuperata data da destinarsi e che ripartirà dal minuto 73 sul risultato di 1-1 e con il Terme Vigliatore inoltre costretto a giocare gli ultimi 17 minuti più recupero in 10 uomini per l'espulsione combinata dal signor Mastro Simone a Malan per un doppio giallo che ha scatenato le ire dei giallorossi. Il Città di Villafranca vola dunque momentaneamente in testa al girone con 58 punti, il Monforte scivola al secondo posto e rimane a 57 ma con una gara in meno, e domenica il Tereforti di Villafranca andrà in scena la gara dell'anno tra queste due formazioni che potrebbe decidere le sorti del campionato. Una giornata uggiosa accoglie il big match della 23esima giornata. La Crongiare capolista ospita il Casalvecchio, secondo in classifica a 2 lunghezze di distanza. Padroni di casa subito minacciosi in avvio, corner corto di Sottile per Palermo. Ancora Sottile, in aria, il traversone, palla allontanata, Fazio, il petto e il destro, grande varata di Montesanti e poi la difesa allontana la minaccia. Ancora un calcio d'angolo per il gialloblu, stavolta va Bozzanga dalla bandierina, corto per Palermo. Sottile, gira a largo il Giarre. Stop di Marino, Marino alla conclusione, di poco al lato. Bozzanga alza la testa e sventaglia subito sulla destra dove c'è Puglisi, il controllo. Poi bene in verticale per lo scatto di Marino. Marino all'1 contro 1, accelera, il cross basso per Mangano. Montesanti si oppone. 40° Ragonese, Bozzanga. Filtrante per Palermo, il controllo in 2 tempi, poi l'assist a sinistra per Marino. Marino mette al centro per Giuffrida, clamorosa opportunità e poi riparte il Casalvecchio con il lancio di Torsevia in verticale per D'Amico. D'Amico esce Nicotra, provvidenziale, gli anticipa l'attaccante. Si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, qui Cicala, contrasto con Nicotra, subentra Saglimbeni. Saglimbeni in verticale per l'inserimento di Chirillo. Chirillo basso al centro. È sfortunato l'autogol di Ragonese che per anticipare D'Amico infila la sua porta. Il Casalvecchio è in vantaggio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti si presentano subito dalle parti di Nicotra. Qui Fazio allontana di testa. Arriva Torsevia col petto, poi il destro dalla distanza, traversa clamorosa e poi D'Amico in fuorigioco, grande brivido per il Giarre. Attaccano il giallo-blu sulla destra con Puglisi, in profondità per lo scatto di Marino. Marino all'1 contro 1, attaccato poi da 2 avversari, torna indietro da Mangano. Mangano si accentra, serve Palermo dal limite di un soffio al lato. Minuto 72, Bozzanga per Sottile. Sottile subito velocemente a destra dove c'è Marino.
Marino all'1 contro 1, il cross in aria per Palermo, altra gigantesca occasione, ancora di pochissimo fuori. Casalvecchio arroccato in difesa, a protezione del prezioso vantaggio che varrebbe il primato, Fazio. Poi duello aereo, fallo su Bozzanga, spara via il pallone Torsevia, Follieri Torsevia che era già ammonito, e questo gli costa la seconda ammonizione, l'ultimo quarto d'ora in 10 uomini per gli ospiti. Insiste il Giarre, lancio lungo di Bozzanga, in profondità per Magri, il cross in mezzo, troppo lungo per Gulisano a contrasto con un difensore. Si prosegue, sottile, raddoppiato, all'indietro per Patanè, Patanè, il cross sul secondo palo, Magri, la torre per Palermo nell'area piccola, non riesce a colpire, si salva Montesanti. 3 minuti più recupero alla fine, ultimi assalti del Giarre, punizione di Bozzanga. Sul secondo palo, a vuoto Montesanti e poi Ragonese a porta vuota, si riscatta dopo l'autogol, un gol pesantissimo, quello del numero 3, il secondo in campionato, il gol che tiene il Giarre in vetta alla classifica. Triplice fischio regionale e 1-1 fra Giarre e Casalvecchio, gialloblu che hanno dominato a larghi tratti l'incontro ma che hanno rischiato grosso trovando il pari solo nel finale. Un punto che è preziosissimo dato che la vetta solitaria della classifica è sempre giarrese. Il Santa Venerina si è avvicinato a -1 dopo la vittoria di ieri in quel di Giardini e domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto, Santa Venerina-Giarre, in cui ci si gioca un bel pezzo di campionato. Serviranno tante energie ma soprattutto tanto cuore per superare un big match che si preannuncia ad alta tensione. Peccato perché i ragazzi secondo me meritavano di più, abbiamo fatto un'ottima prestazione, secondo me una delle migliori. Purtroppo alla prima occasione che abbiamo concesso al 45esimo, allo scadere del primo tempo, abbiamo preso il gol. Il secondo tempo è stato uguale al primo, sempre dalla loro metà campo. Purtroppo la palla è entrata forse troppo tardi, ma potevamo vincerla, quindi diciamo siamo un po' rammaricati per questo, però comunque un risultato che ci dà comunque fiducia, che ci dà morale. Sappiamo che la settimana prossima abbiamo un'altra battaglia e quindi ce l'andremo a giocare lì. Purtroppo abbiamo fallito con Palermo un'occasione che era diciamo un calcio di rigore in movimento, però dico ci sta, le occasioni sbagliate fanno parte del gioco. Ripeto, magari peccato perché il gol è arrivato tardi, il gol del pareggio, avessimo avuto qualche minuto in più secondo me potevamo fare anche la rimonta completa, però va bene così. Credo che domenica sarà una sfida decisiva e noi ce l'andremo a giocare con il coltello fra i denti. È normale che siamo stati diciamo, lassù per tutto, diciamo, si può dire per tutto il campionato e sicuramente non vogliamo mollare proprio ora nel più bello, quindi ci faremo trovare pronti sicuramente. Voi sapete benissimo che queste partite sono quelle più difficili. Io lo dico sempre ai ragazzi, stare molto concentrati perché si abbassa la concentrazione su queste partite. Però credo che non abbiamo rischiato niente in questa partita, anzi faccio i complimenti al San Gregorio, spero che si possano salvare. Ma ancora non è finita, 6 punti sembrano tanti ma sono pochi. Ci sono 3 partite da giocare, bisogna vincerne 1, 2, non lo so, vediamo quello che possiamo vincere. Più ne vinciamo e meglio è. Noi, il nostro obiettivo, i ragazzi continuano a fare qualcosa di eccezionale. Ho un gruppo fantastico, ho un gruppo veramente fantastico e quindi speriamo che possiamo raggiungere tutti insieme, la società, staff tecnico, i giocatori, questo salto di categoria. Purtroppo ci capita spesso di essere raggiunti, guardiamo avanti comunque sempre come abbiamo fatto con serenità, fra virgolette, ma sempre con la tensione alta alle prossime gare. Ormai siamo agli sgoccioli di questo campionato, dobbiamo cercare di fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità. Già pensiamo alla prossima, che è uno scontro diretto contro la Trimestirese e niente, dico.
posso solo far tenere la concentrazione alta ai ragazzi e cercare di fare più punti possibile, e alla fine cerchiamo di proprio toglierci dalla possibilità di fare play-out. E già volata finale, 4 gare al termine, Bagari in coda ma anche in vetta alla classifica della prima categoria siciliana, con il Niscemi Football Club che rende visita a Pergusa al Sant'Anna Enna, quart'ultimo in classifica, invischiato nella lotta per evitare i play-out. Tra i due anticipi spicca la sfida del Greca con gli ennesi che vogliono farsi perdonare le scoppole ricevute da Aragona e Atletico Santa Croce, 11 gol incassati, nessun assegno. Padroni di casa che schierano dal primo Giuliano Patrinicola in porta, Dottore Bonanno Maesano, Buscemi, Parisi, Mauceri, Di Stefano, Polito, Ricusa e Menzo. Direzione arbitrale affidata a Paolo Vitaggio di Trapani, quando grazie all'ausilio delle immagini curate dal Niscemi Football Club passiamo a raccontarvi il film di questa sfida, che si apre dopo 5 giri di orologio con la prima occasione di marca locale. Punizione infatti del Sant'Anna Enna, bloccata da Dibba. Risposta dopo 3 giri di orologio del Niscemi, la capolista del girone F sviluppa l'azione sulla destra, cross per Leone che va al volo, Campanaro però non arriva all'appuntamento con la sfera. All'11° ancora Niscemi Football Club pericoloso con la conclusione di Ascia fermata dal braccio del difensore ennese per il direttore di gara che concede la massima punizione. Dal dischetto si presenta lo stesso Ascia a tu per tu con Patrinicola, va col mancino, intuisce solamente l'estremo difensore ennese, vantaggio Niscemi Football Club. Al giro di boa della prima frazione di gioco Sant'Anna che prova a correggere la sfida, cross dalla destra per il colpo di testa che non inquadra però il bersaglio grosso. Poco dopo la mezz'ora sempre locali che cercano la via del pali, palla scippata agli avversari, ma Dibba in uscita riesce a fermare la conclusione avversaria. Prima del duplice fischio però arriva il bis del Niscemi Football Club, borseggia il pallone a centrocampo, palla allargata allora per Leone che a tu per tu con Patrinicola non sbaglia, arma il mancino e fa Sant'Anna Enna 0, Niscemi Football Club 2. Va così in archivio la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Dopo 8 minuti dal rientro in campo delle due formazioni ci prova per prima il Sant'Anna Enna con un'azione solitaria, ma anche in questa occasione attento nell'uscita bassa l'estremo difensore del Niscemi Football Club a fare sua la sfera e salvare il risultato. Poco dopo l'ora di gioco schema su punizione gestito da Leone, ma la sfera non viene deviata in maniera ottimale, il pericolo viene bloccato dal portiere Patrinicola. Al 73esimo occasione Sant'Anna Enna, la palla viene servita sui 25 metri per Parisi che per poco non trova il gol che poteva accorciare le distanze. A 10 minuti dal termine però la capolista chiude il match con il tocco sotto porta di Campanaro che manda di fatto i titoli di coda su questa sfida. Niscemi Football Club che così va a consolidare la vetta della classifica. Inguaiata invece in zona playout il Sant'Anna Enna che nel finale cerca quantomeno il gol della bandiera, è anche sfortunata però la compagine locale, infatti il tentativo si schianta sul legno. Tramonta così la sfida dell'Enrico Greca di Pergusa, risultato finale Sant'Anna Enna 0, Niscemi Football Club 3. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Il primo tempo contro Vento abbiamo dominato la partita,
creando molte occasioni, molte palle reti e sfortunatamente non siamo passati in vantaggio. Poi alla prima azione del Santa Croce siamo andati sotto, ma vorrei sottolineare l'aggressione subito della squadra per chiudere la prima frazione in parità, e poi il secondo tempo con il vento a favore tecnicamente la squadra ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Santa Croce come organizzazione, ma anche come mole di gioco, ribaltando il risultato e creando anche 4-5 palle per andare sul 3-1, nonostante l'assenza del nostro mister, un'assenza molto pesante. La squadra sta costruendo, sta reagendo, l'obiettivo non ci nascondiamo ormai è quello di arrivare secondi davanti all'Aragona. Mancano 3 partite, cercheremo di fare 9 punti in modo di giocare il playoff qui in casa a Montedoro e poi dare tutto nei 90 minuti finali. Ci siamo guadagnati i 53 punti che abbiamo, e non sono pochi per una neopromossa che si trova anche in seconda posizione. Per noi è una gioia immensa, perché superare con i propri meriti gli avversari credo che sia la cosa più giusta. La partita era difficile, si era messa anche male perché abbiamo subito il gol e siamo andati in svantaggio, però l'abbiamo subito rimessa sulla parità e poi nel secondo tempo finalmente siamo andati in vantaggio. Ma gli obiettivi sono quelli di mantenere la seconda posizione, perché ci permetterebbe di giocare lo spareggio in casa. Poi i programmi vediamo a fine campionato, perché è giusto che se riusciamo a superare questa prima categoria e portare il Serra di Falco dove credo meriti di stare per la sua storia, poi dobbiamo sederci a tavolino, perché è un impegno molto grosso mantenere una squadra in promozione. Con le immagini del campionato di prima categoria chiudiamo qui anche questa settimana lo spazio di penalty nella programmazione di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Noi ci vedremo la prossima settimana, mercoledì per essere esatti, come al solito anche sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana. La trasmissione più seguita del calcio dilettantistico siciliano vi dà appuntamento mercoledì 20 marzo alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre con un'intervista esclusiva a Sandro Morgana, presidente della FIGC Sicilia. Appuntamento da non perdere.